Coppia milanese in ferie dalle nostre parti, con questo macchinone su e giù per le campagne. Ad un certo punto in una curva vedono una strada sterrata e prendono questa strada. Avanti, avanti con questa macchina. Dopo un paio di chilometri vedono una casa diroccata con tutti questi erbacci che la ricoprono, mezza decadente, si fermano. Cara, cosa dici? Ne facciamo una qui? Ah sì, mi piace tanto. Scendono dalla macchina, vanno dentro questa casa diroccata. Un contadino che stava rastrellando, vedi questi due entrare dentro su questa casa vecchia diroccata. Si mette a spiare in un angolino, in la finestra mezza rotta. Vedi che lei è sopra di lui e lui gli fa: 2 gradi a destra, cara. 1 grado e mezzo a sinistra, 3 gradi e mezzo al centro, mettiti 3 gradi e mezzo al centro. Lei si mette in posizione, buttati cara, lei si butta, centrato il buco, il contadino vede la scena, che tecnica nuova, mamma mia, molla giù il rastrello, vado a casa da mia moglie adesso, prende la bicicletta e comincia a correre come un pazzo per questa strada sterrata verso casa. Dopo un quarto d'ora arriva a casa tutto sudato. Maria, dove sei? Dove sono? Sono qua in camera che sto facendo le camere, i letti. Aspetta che vengo di sopra. E sale su di sopra di corsa, sale su come un matto. Apri le finestre. Lei apre le finestre. Dai che ne facciamo una tecnica nuova in testa. Oh, tecnica nuova. Dai, non perdiamo tempo, mettiti sopra di me. Lei si mette sopra di lui, un po' verso il pollaio delle galline, un po' verso il porcile. Mettiti dritta verso la stalla, lei si mette dritta verso la stalla. Buttati cara, lei si butta. Bruno, ma hai sbagliato buco, non sono mica ingegnere io.